Finale al Cardiopalma tra Don Carlo Misilmeri Athletic Club Palermo, seguito col presidente Gaetano Tomasino. Lo salutiamo e partiamo subito dalla prima domanda, forse quella più interessante. In gol un esordiente, un giovanissimo come Aiello, è entrato al posto di Cosentino per infortunio, gol. Insomma, cosa si aspettava da questo ragazzo? Forse non questo. Allora, intanto buonasera a tutti. Oggi era una partita tosta con l'Atletico, una squadra di grande qualità, senza nessun dubbio. Noi siamo arrivati, ma senza recriminare niente, siamo arrivati un pochettino rimaneggiati perché vedendo la partita i ragazzi hanno dato veramente tanto, i giovani in modo particolare. Mi sono divertito tantissimo, a prescindere dal risultato. Sono veramente contento. Aiello ha dimostrato, come tutti i giovani, di poter veramente fare parte di questo contesto. Adesso rimaniamo sempre tra i giovani perché Longo non ha fatto gol, non ha fatto assist, però per 70 minuti, quelli concessi da Mister Napoli, ha corso tutta la partita, un grande match. Che ne pensa lei? Sì, l'ho detto poco fa, i ragazzi come tutti hanno fatto veramente una grandissima partita. Sono orgoglioso e siamo orgogliosi di questi ragazzi, veramente. Io non parlo di under perché un ragazzo di 19 anni, 18 anni non è un bambino. Oggi c'è ancora la mentalità dell'under, se sei bravo giochi e oggi hanno dimostrato di poter competere con i propri compagni, quindi sono veramente felice doppio. Invece le chiediamo subito una domanda un po' complicata. Se Sì. ci fosse stato Ricciulli, come sarebbe terminata questa partita? No. Oggi hanno giocato i ragazzi, hanno dato veramente tanto, hanno messo il cuore oltre l'ostacolo, perciò chi era assente, chi ha giocato ha fatto tanto e ha fatto pure bene, perciò quindi queste partite si affrontano, non c'è bisogno di prepararle, bisogna dare merito ai presenti, no a quelli che non c'erano. Adesso invece, dopo la sconfitta contro l'Accademia Trapani, un buon pareggio contro la capolista era la risposta che cercavate? Ma no, la squadra sta facendo benissimo, io non mi sento di dire niente alla squadra, ci sta che vai a perdere con l'Accademia, una partita è cominciata male e finita peggio, dico, però questa squadra quest'anno sta dimostrando di poter stare a giocare con tutti, quindi non ho niente da dire ai ragazzi. Oggi, anche se finiva che perdevamo questa partita, secondo me non c'è niente da dire ai ragazzi, quindi alle volte le sconfitte fanno male numericamente, ma quando giochi, fai queste prestazioni, secondo me devi essere contento.